Immaginando che ovviamente tutti i colleghi abbiano potuto leggere il testo della mozione, io sottolineo qui che abbiamo cercato di riepilogare un po' quello che è stato l'iter della misura di inclusione attiva dalla sua approvazione con la legge 15/2015 fino a oggi. Il problema che ci ha spinto a presentare questa mozione riguarda tutte le segnalazioni che abbiamo ricevuto nel corso di questi ultimi mesi dai cittadini che, come al solito, signori scusate, grazie, che come al solito si lamentano per i ritardi con cui vengono erogate le somme, con cui vengono fatti i controlli, con cui vengono firmati i patti di inclusione, tutte cose previste appunto dalla legge 15/2015. Ora, chiaramente noi sappiamo che gli assistenti sociali continuano ancora oggi a sostenere che la causa di questi ritardi sia dovuta alla Regione che non destinerebbe loro le somme necessarie. Noi sappiamo che ormai, questo l'abbiamo appurato da più di un anno, non è così, ma in questo caso i problemi più grandi vengono dalla decisione assunta da questa maggioranza con l'assestamento di bilancio di voler far coordinare tutte le misure di contrasto alla povertà dall'INPS, e quindi noi di fatto abbiamo delegato l'INPS di fare i controlli e erogare anche le somme che spettano poi ai nostri cittadini. Questo di fatto sta creando uno stallo, lo stesso stallo che stanno vivendo anche i nostri agricoltori, che hanno lo stesso tipo di problema con un altro ente pagatore esterno alla Regione, che si chiama AGEA, e per asseriti malfunzionamenti di software anche in quel caso. Ora, chiaramente noi abbiamo deciso di affidare allo Stato l'erogazione di soldi nostri destinati ai nostri cittadini. Questo sinceramente, una volta si diceva torniamo a essere speciali, noi vorremmo iniziare a essere speciali in questa regione, perché questo non è il modo di difendere la nostra specialità. Lo stallo in cui si trova la misura di inclusione attiva viene anche confermato da alcune notizie di stampa. C'è stato il 18 maggio 2017 un comunicato degli assistenti sociali del Comune di Duino dove avvertivano i cittadini che per il malfunzionamento dei sistemi informatici dell'INPS la misura per il bimestre marzo-aprile 2017 sarebbe stata erogata al 50%. Poi, dopo che l'INPS avrà finito i suoi controlli, verrà erogato il restante 50%. Praticamente, non si può erogare il 100%, ovviamente io mi attengo a quello che è stato il comunicato stampa degli assistenti sociali di Duino, non si può erogare il 100% per un malfunzionamento del sistema informatico dell'INPS che evidentemente non riesce a fare una semplice divisione per due di un importo da erogare, perché se sappiamo già che gli diamo il 50% dell'importo e che gli dovremo dare il 50% fra qualche giorno, evidentemente abbiamo un sistema informatico che non sa neanche fare una divisione molto molto semplice. Ora, lo stesso stallo e lo stesso cortocircuito è stato anche ribadito dal sindaco di Monfalcone solo un paio di giorni fa, quando in una intervista definiva lei stessa che i controlli vengono effettuati con un ritardo inaccettabile da parte dell'INPS e auspicava anche un incontro con l'assessore Telesca proprio per vedere come risolvere questa situazione. Allora, noi chiaramente abbiamo avanzato una proposta molto molto semplice, ovvero di fare così come hanno chiesto i parlamentari del Trentino Alto Adige e della provincia di Trentino e di Bolzano, ovvero fare in modo che sia la Regione a prevedere delle misure non meno favorevoli di quelle disciplinate dai decreti legislativi della legge 33/2017, perché noi in questo momento siamo in crisi perché dobbiamo coordinare la nostra misura con la misura definita SIA, che è quella nazionale. Però ne sta arrivando anche una terza,
che è il reddito di inclusione previsto dalla legge 33/2017, che appunto avrà anche una nuova misura. Io non so, allora noi siamo passati dagli assistenti sociali che danno la colpa alla Regione, dalla Regione che dà la colpa all'INPS, fra poco avremo un altro elemento a cui scaricare il barile e fintanto che forse arriveremo al Ministro che dovrebbe risolvere queste cose e forse magari decideremo anche di cambiarlo. Ma, come detto, i parlamentari con un ordine del giorno sono riusciti a ottenere dal governo la possibilità che siano le regioni a statuto speciale e le province autonome a decidere come erogare queste cifre che, ripeto, nella gran parte dei casi sono anche cifre regionali. C'è anche un altro aspetto che io sinceramente non ho mai capito: quando si dice che l'INPS deve fare questi controlli e deve coordinare, ma il coordinamento della SIA dovrebbe avvenire solo ed esclusivamente per i nuclei dove i beneficiari hanno un tetto ISEE inferiore ai 3.000 euro e un minore al proprio interno oppure una donna incinta. In tutti gli altri casi vale la nostra misura di inclusione attiva, per cui lo stallo, se c'è, ci può essere solo ed esclusivamente in quei piccoli casi. In tutti gli altri dovrebbe tutto andare liscio come l'olio, perché non c'è nulla da coordinare, non c'è nulla da verificare. Eppure, anche in quei casi, perché sono molte le persone single che hanno ovviamente sono in un nucleo familiare da sole, ma ancora non riescono a ottenere quanto loro spettante e quanto a loro dovuto. C'è anche un secondo aspetto che abbiamo voluto sottolineare, proprio visto quanto deciso a livello governativo con la legge delega 33/2017, ovvero quello di voler finalmente rivedere i parametri con cui noi stabiliamo chi sono i beneficiari della misura di inclusione attiva, perché il governo evidentemente ha capito, anche diciamo seppur con un po' di ritardo, che l'indicatore dell'ISEE non è un indicatore valido per questo tipo di misure. Questo perché? Soprattutto se noi teniamo bassi i tetti previsti per i beneficiari e soprattutto se teniamo bassi gli assegni che vengono erogati agli stessi. Ovviamente il governo cosa ha fatto? Ha fatto una cosa molto semplice: c'è la legge delega dove si dice che la nuova misura di reddito di inclusione dovrà tenere conto non solo dell'ISEE che rimane, ma anche dell'effettivo reddito disponibile e degli indicatori della capacità di spesa. Questo cosa vuol dire? Che se una persona ha un affitto da pagare e ha delle bollette, noi dobbiamo prevedere che questa persona, per arrivare non a fine mese, ma a fine della prima settimana, dovrebbe anche mangiare. E quindi a quella persona possiamo anche decidere di erogare comunque un sostegno al reddito, perché dobbiamo tener conto del reddito effettivamente disponibile. Questo ovviamente è una cosa, secondo noi, di buon senso che noi chiediamo che venga adottata ovviamente anche nella misura. Quindi ci sono due impegni in questa mozione. Il primo è quello di tornare a gestire noi tutto quanto in questa regione per evitare i rimpalli, per evitare scaricabarile, malfunzionamenti di software, scuse su scuse, per non dare poi effettivamente i soldi alla gente. Il secondo invece è quello di modificare i parametri con cui viene erogata la misura. Io però, se posso, Presidente, ci tengo a dire un'ultima cosa, perché è vero che le colpe possono essere date all'INPS per i ritardi, però ovviamente ci sono anche i problemi che questa misura sta riscontrando in questi 2 anni, che come sappiamo sono sempre dovuti al numero di domande praticamente doppie rispetto a quelle che ci si aspettava, allo scarso numero di assistenti sociali che però adesso non devono neanche più controllare le misure, non devono neanche più controllare gli indicatori ISEE delle persone perché lo fa l'INPS. Per cui gli assistenti sociali, oltre a ricevere il modulo della domanda,
non è che debbano fare tanto altro se non il patto di inclusione e verificare che questo vada avanti. Allora, rispetto alle statistiche che ci sono state presentate dalla Giunta, io mi chiedo anche come sia possibile che ci siano comuni in cui sia stato stipulato neanche il 20% dei patti di inclusione. Azzano Decimo ne ha 19, tanto per fare nomi e cognomi, Pordenone ne ha 33, Maniago 44, Udine siamo al 56%, e di questo ovviamente non può essere data la colpa all'INPS, non può essere magari data la colpa neanche al personale degli assistenti sociali. Evidentemente c'è un problema o di numero degli stessi, o i soliti problemi legati ai comuni che non arrivano a ottenere quanto chiedono da mesi, ovvero più personale, e quindi c'è, come detto, anche il rischio, definiamolo rischio, che questa misura diventi solo ed esclusivamente una misura assistenziale. Perché se noi non gli facciamo neanche firmare il patto di inclusione, in 1 anno e mezzo ovviamente diventa solo Consigliere, mi sono accorto ora che lei è uscito di 6 minuti sì, dal tempo assegnato. Del gruppo. Quindi a questo punto la invito a concludere. No, chiudo veramente, chiudo. Ci tengo a sottolineare anche un'ultima cosa che è veramente importante rispetto alle slide presentate dalla Giunta su questi temi. A noi è stato detto, un attimo Presidente, che ben 3.449 persone sono state avviate al lavoro di quelle che sono beneficiari della misura. 3.449 persone su 4.544 che hanno firmato dei patti contenenti obiettivi in area lavoro o area formativa. Siamo all'80% delle persone che hanno firmato quel patto e sono state avviate al lavoro. Questo per dire che sono due: o quei dati hanno qualcosa che non funziona, oppure la misura funziona molto bene ed è il motivo comunque, bene, grazie, quando si vuole far funzionare, che noi abbiamo votato quella legge, ma non abbiamo votato i ritardi di quella legge. Bene, grazie.